La Regione Veneto si prepara allo scenario più complicato, quello di 50.000 profughi, ma al momento sono arrivate 2.500 persone che si sono sottoposte a tampone. Si tratta per lo più di ricongiungimenti familiari, in Veneto ne è rimasta la metà, sono 862 infatti le tessere sanitarie provvisorie rilasciate, il 48% a minori. Vi dico già che in questa ordinanza io ho voluto, non so come sarà presa, ma non me ne frega niente, l'obbligo del tampone. Cioè, i profughi che arrivano qui hanno l'obbligo di farsi il tampone, che non mi parla violenza, perché stiamo parlando di una comunità che noi accogliamo, ma che è vaccinata, non so, al 30%, cioè vi do una percentuale, cioè, quindi noi non ci possiamo permettere recrudescenze, soprattutto rispetto a un popolo che arriva dove le campagne vaccinali anche sui bimbi sono campagne vaccinali, diciamo, che hanno qualche difficoltà, per non dire che non ci sono. E questo in una comunità che si è tutelata, pensate alle vaccinazioni dei nostri bambini, cioè è giusto che noi ci preoccupiamo. Nessuna ghettizzazione, nulla di nulla, ma un tampone all'arrivo è roba, cioè è il minimo sindacale, se mi permettete. Verrà offerto loro in maniera volontaria, senza nessuna costrizione, l'opportunità di vaccinarsi o di fare il richiamo, perché ricordo che loro, se sono vaccinati, hanno lo Sputnik, quindi possono fare il richiamo con l'RNA messaggero dopo 6 mesi dall'inoculazione dello Sputnik, e ovviamente avremo anche i pediatri, e ringrazio i medici volontari, che offriranno anche la vaccinazione ai pediatrici. La generosità dei Veneti ha già prodotto la disponibilità di 5.600 posti letto a fare da coordinamento per poi trasferire le informazioni alle prefetture e alla regione. Ma la guerra si fa sentire anche sul fronte economico interno, non c'è solo il caro bollette, ma pure il blocco delle esportazioni di mangimi. Io sono preoccupato perché, se guardate, molti di questi fondi sicuramente saranno all'abbellimento del territorio, in questa fase serve occupazione e serve il rilancio dell'economia. Per cui vi dico questo, secondo me sono le due leve, le accise da un lato e il PNR è la madre di tutte le battaglie. Ho visto che il Presidente Draghi è ancora sul pezzo su sta roba. Io spero che qualcuno, diciamo, si convinca a valutare questa rinegoziazione.